8 appuntamenti, tutti gratuiti con il teatro. La rassegna Io sono teatro tra la gente riporta un po' di normalità a mestrini e veneziani. Si inizia lunedì in scena il Poiana di Pennacchi. Venezia, città della sensibilità sociale e della sostenibilità. Il candidato sindaco Pierpaolo Baretta incassa il sostegno della lista Venezia Verde e Progressista. Il Capo dello Stato ritornerà in Veneto a Vo per la riapertura dell'anno scolastico. La data la stabilisce la Regione, ma il governo a settembre potrebbe indire anche le elezioni. Il coronavirus si presenta oggi come una patologia più lieve di altre. Parola di Anna Maria Cattelan, primario di malattie infettive a Padova, e allerta per una badante risultata positiva. Andavano a manette, non si sono fermati all'ALT della polizia, super multa e una sfilza di denunce al Lido per i 2 occupanti di un motoscafo. La Procura della Repubblica chiede l'archiviazione dell'indagine sulla sbandata della nave da crociera Riva Sette Martiri nel luglio 2019. Per il PM il comandante fece tutto il possibile. Si chiama J-Beach, permetterà di prenotare il proprio posto in spiaggia libera a Jesolo. Gli steward accompagneranno i bagnanti al loro posto in tutta sicurezza. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. E dunque partiamo da una delle notizie dei piccoli passi che si stanno compiendo verso la normalità dopo l'epidemia da coronavirus. Da lunedì infatti ripartiranno gli spettacoli teatrali con il pubblico all'aperto. Tra Mestre e Venezia al via una rassegna a ingresso gratuito. Si riaprano i sipari, si riaccendano le luci. Dopo quasi 4 mesi, lunedì prossimo avremo indietro un altro pezzo di normalità, il ritorno del teatro. Il 15 giugno per quello veneziano e Veneto sarà la data della rinascita. Arte Ben e anche il Teatro Stabile offriranno spettacoli a ingresso gratuito. Spicca la rassegna tutta veneziana Io sono teatro tra la gente. 8 pièce a ingresso libero fino a esaurimento posti tra Mestre e il centro storico. Si inizia con un attore, diciamo così, emergente, Andrea Pennacchi, in Piazzetta Malipiero, in prima nazionale con addirittura una doppia replica. E quindi ripartiamo proprio col Poiana, che in questo momento, come posso dire, è molto seguito. E apriremo lunedì qui con un doppio appuntamento, quindi dando l'opportunità ai nostri cittadini e a chi ha piacere anche da fuori ovviamente di rifrequentare le nostre piazze, i nostri ristoranti. La rassegna proseguirà lunedì 22 e 29 giugno a Villa Erizzo con Romeo e Giulietta del Teatro Stabile di Verona e con Il mestiere comico del Pantachin. Quindi il 3, 4, 5 luglio a Venezia al Parco del Teatrino Groggia a Sant'Alvise. Il Don Chisciotte della Stivalaccio chiuderà la rassegna il 6 luglio di nuovo in Piazzetta Malipiero. Bisognerà venire qui un po' prima perché poi le persone conviventi potranno stare sedute vicino, quelle non conviventi distanziate, quindi ci sarà un momento di sistemazione al posto che richiederà un po' di pazienza da parte dei cittadini e molta organizzazione da parte nostra. È l'inizio, perché noi quest'estate puntiamo a fare 3 mesi non stop di iniziative culturali che animino tutto il territorio comunale. Il teatro a Mestre e a Venezia ritorna all'antico, all'aperto e gratis. Una consolazione per il popolo, mentre restano le ferite sul mondo economico, l'industria turistica in particolare. Una mazzata come quella che è arrivata alla città di Venezia ad oggi è stimabile intorno ai 25-30 milioni. Molti colleghi albergatori di Venezia quest'anno decidono di non aprire e si confida che dalla primavera del 2021 un qualche cosa di diverso possa aver luogo. Venezia, città della sensibilità sociale, della sostenibilità, sempre più ci si sta accorgendo del valore che ha l'ambiente in cui è inserita. Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e candidato sindaco al Comune di Venezia, commenta così il sostegno della lista Venezia Verde e Progressista alle prossime comunali. La presenza della lista Verde e Progressista all'interno dell'ampia coalizione di centrosinistra che sostiene la mia candidatura, ha detto Baretta, conferma la comune visione di un nuovo futuro per Venezia, città sostenibile, ma questo obiettivo è possibile attraverso un cambiamento rispetto all'amministrazione uscente che appare sempre più necessario, così conclude Baretta.
Veniamo ai numeri di questa giornata rispetto alla pandemia. Nessun nuovo contagio da questa mattina in Veneto, ma ancora 2 decessi per coronavirus negli ospedali, uno in quello di Treviso, l'altro in quello di Sant'Orso. 955 le persone ancora attualmente positive al virus, per un totale di 19.194 contagiati dall'inizio dell'epidemia. 878 i soggetti in isolamento domiciliare. Sale a 16.275 il numero dei negativizzati, 300 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto, di cui 237 negativizzate, nessun ricovero in terapia intensiva positivo al Covid. I tamponi effettuati sono arrivati a 772.767, i positivi abbiamo detto 19.194, quindi più 3 le persone in isolamento scendono di continuo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornerà in Veneto per celebrare l'apertura del prossimo anno scolastico e lo farà a Vo, sui Colli Euganei, ma sulla data della visita pesa l'incognita delle elezioni regionali. Andremo a Vo a inaugurare l'anno scolastico, ci sarà ovviamente l'ospite d'onore, sarà il Presidente della Repubblica, e poi ci saranno i bimbi, gli insegnanti, la cittadinanza, e quindi penso che sia un bel riconoscimento per quello che è stata la storia sanitaria, epidemiologica del Veneto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Veneto per l'apertura dell'anno scolastico a Vo, primo comune colpito dal coronavirus in Veneto e paese simbolo dell'emergenza sanitaria in regione. Con Mattarella ci sarà anche la ministra all'istruzione Lucia Azzolina, ma la data della visita rimane incerta. L'inizio dell'anno scolastico non si può fissare finché non ci sarà la data delle elezioni regionali. Colpa del Parlamento, perché se il Parlamento non fissa sta data delle elezioni noi siamo sempre lì. È veramente, tocchi un punto cruciale, noi oggi non siamo in grado di programmare l'apertura delle scuole perché vorremmo capire quando si va a votare. Capite che per noi è veramente imbarazzante questa situazione, non è mai accaduta nella storia d'Italia. In un quadro sanitario in continuo miglioramento, 0 Covid nelle terapie intensive, nessun decesso nelle ultime 24 ore, appena 3 nuovi positivi su quasi 10.700 tamponi, spiccano le 20 persone in più in isolamento, tutte di ritorno da un matrimonio a Bologna. Abbiamo dovuto mettere in isolamento un nucleo familiare allargato perché in quel matrimonio abbiamo avuto notizie dall'Emilia Romagna che c'era un positivo. Sempre sul fronte sanitario, la Regione finanzierà con 9.700.000 euro 90 borse di studio per specializzandi. E anche questo è un bel segnale, no? Siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia, 90 borse di studio 9,7 milioni ci costano. E siccome faremo il corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, volenti o nolenti noi lo facciamo. Zaia non entra nella polemica innescata da Andrea Crisanti, il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova e autore dello studio a Vo, ha definito l'Organizzazione Mondiale della Sanità un baraccone che va smontato e rifatto da capo. Ipse dixit, no? Lui l'ha detto. Crisanti, ipse dixit, cosa volete che vi dica? L'ha detto lui, è un esperto e non potrei mai commentare le parole di un esperto. Il coronavirus si presenta oggi come una patologia più lieve. A sostenerlo, ospite alla Protezione Civile di Marghera, Anna Maria Cattelan, primario di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, dove è comunque allerta dopo che una badante è risultata positiva. Se noi infettivologi pensavamo ed eravamo convinti che mai questa epidemia avrebbe varcato i confini dell'Italia. E vi dirò anche di più, il 21 di febbraio, il giorno X, noi a Padova stavamo facendo un convegno sull'infezione d'HIV, sull'antibiotico resistenza e quant'altro. Attorno alle 4:30 di quel pomeriggio, Anna Maria Cattelan, primario di malattie infettive all'azienda ospedaliera di Padova, nonché membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, è stata avvisata del primo caso di coronavirus in Veneto. Nonostante la sorpresa, la reazione del suo reparto è stata immediata ed efficiente e vanta oggi una bassissima infezione del personale ed un alto livello di guarigione. 303 ricoverati sono stati peraltro oggetto di uno studio proseguito fino al 20 maggio. L'età media dei pazienti era di 60 anni, in una forbice che andava dai 47 agli 82. 60% di uomini nella nostra casistica e anche c'è una significativa prevalenza di uomini che vanno in rianimazione rispetto alle donne. Chi va in rianimazione ha più comorbosità
e quindi chi ha più patologie sottostanti, ripeto, sono sempre le stesse, il diabete, la patologia cardiovascolare piuttosto che le neoplasie. Del 23% dei 303 pazienti entrati in terapia intensiva, l'indice di mortalità è stato del 6,8%, un indice molto basso rispetto ad altre realtà italiane. Oggi si assiste ad una patologia più lieve, i pazienti non necessitano più di terapie intensive o subintensive, ma l'allerta rimane alta. Una badante moldava rientrata a Padova si è rivelata positiva, un'infezione lieve che ha comunque fatto scattare l'allarme. Abbiamo già chiamato tutti i contatti di questa signora all'interno della casa dove fa da badante e stiamo cercando, e questo soprattutto il servizio di igiene territoriale, di contattare quelle altre 11 persone che erano con lei nel bus di rientro dalla Moldavia. Vi abbiamo parlato di un segnale di quasi ritorno alla normalità in campo culturale con il ritorno del teatro a Mestre Venezia da lunedì prossimo. È quasi normalità anche a Jesolo. Per accedere in sicurezza ai tratti di spiaggia libera è pronta una app per regolare gli ingressi. Sentiamo. Il miglior messaggio che possiamo dare ai turisti italiani e stranieri è che siamo pronti. Il comune di Jesolo in questi giorni è subissato di richieste di informazioni su come si dovrà stare in spiaggia. Qui si è scelto di ampliare il limite tra ombrelloni a 16 metri quadrati, anziché i 12 della regione e i 10 del governo. E per chi vorrà usare la spiaggia libera c'è una novità. È molto semplice da ricordare, quindi basta prenotare. Le prenotazioni si possono fare dalle 12 del giorno prima fino alle 12 del giorno che si vuole venire in spiaggia. Quindi abbiamo 24 ore per prenotare, la prenotazione è valida giorno per giorno. Questo è proprio per le spiagge libere in cui uno non paga. Avrà il posto assegnato, c'è un paletto che distingue ogni 16 metri quadrati, loro si mettono là tranquilli, ogni famiglia assieme ovviamente, ma anche coppie di amici, al massimo 4 per posto ombrellone. Abbiamo noi assunto dei beach steward che accompagneranno e controlleranno anche le persone. La app J-Beach sarà attiva da sabato 13, un sistema moderno per offrire sicurezza, tranquillità e relax insieme. Intanto dal 3 giugno Jesolo ha ripreso quasi del tutto la sua vitalità estiva. A parte il meteo anomalo, stanno ritornando i tedeschi, ma evidenzia Zoggia, non gli austriaci. Cambiamo tema, non si può garantire la sicurezza assoluta nel passaggio delle grandi navi a Venezia. Lo sostiene la perizia della Procura nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente sfiorato nel luglio scorso in riva a 7 martiri. Va verso l'archiviazione il fascicolo d'indagine sull'incidente sfiorato il 7 luglio dell'anno scorso, quando una nave da crociera di 300 metri e 93.000 tonnellate aveva rischiato di finire contro riva 7 Martiri. Passate da poco le 18:30, quel giorno su Venezia si era abbattuto un violentissimo nubifragio con forti raffiche di vento. Ad appena un mese dall'incidente della MSC Opera a San Basilio, nel mezzo della burrasca, la costa deliziosa e i 3 rimorchiatori resi obbligatori proprio dopo l'incidente di giugno costeggiano riva ai vaporetti tra la preoccupazione e le reazioni colorite dei veneziani. Vai cosa devi combinare, vai! Perché si è mosso con questo tempo? Dice, di delinquenti. Se da un lato si parla di un ragionevole via libera alla partenza in un contesto che non lasciava presagire il successivo bruschissimo peggioramento delle condizioni meteorologiche, la perizia, firmata dallo stesso consulente dell'indagine sulla Costa Concordia all'isola del Giglio, sostiene, in un passaggio estremamente significativo sulla condotta del comandante della nave indagato per rischio di naufragio, che non è possibile garantire una sicurezza assoluta con scafi di queste dimensioni in spazi tanto ristretti ed è tema di scelte politiche sulle quali si dovrà intervenire. Un intervento che, passato il clamore delle polemiche e delle manifestazioni di quei giorni, non è ancora arrivato. Una persona è rimasta ferita nel tamponamento di 3 mezzi pesanti avvenuto nel primo pomeriggio tra i caselli di San Stino di Livenza e Portogruaro lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste. I vigili del fuoco arrivati da Portogruaro e Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso uno degli autisti rimasto bloccato in cabina.
Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118 e trasportato in elicottero in ospedale. Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato per poi essere canalizzato su una corsia, sul posto anche la polstrada. Multe per 7.000 euro in un solo pomeriggio a conducenti di motoscafi e navi. La polizia ha intensificato i controlli in laguna e ieri pomeriggio al Lido ha dovuto anche inseguire un motoscafo che non si era fermato all'alto. Inseguimento tra i canali del Lido, tra una volante lagunare della questura e un'imbarcazione con 2 uomini a bordo. Questi erano passati ad alta velocità proprio davanti al posto di controllo della polizia e non si erano fermati all'alt, anzi avevano tentato di fuggire e si erano infilati in un rio interno. I poliziotti, non potendo navigare sotto i ponti per l'alta marea, li hanno inseguiti prima a piedi e poi in sella a uno scooter preso di passaggio, fino a che non sono riusciti a bloccare i 2 fuggiaschi, anche grazie al supporto della pattuglia del commissariato di San Marco. Sono scattate le sanzioni nautiche al conducente per velocità, moto ondoso e per aver rifiutato l'alcol test. Il passeggero è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. A tutti e 2 inoltre è stata contestata la sanzione Covid poiché erano privi di mascherina. Tra il canale della Giudecca e la zona del Lido, la polizia ha fermato e controllato in tutto 4 imbarcazioni, i cui conducenti sono stati multati per moto ondoso, eccesso di velocità, guida da parte di minore senza patente, per un totale di circa 7.000 euro. Ancora cronaca, aggredisce una famiglia in passeggiata, si scaglia contro gli agenti di polizia intervenuti per calmarlo anche sputandogli addosso. Pur se ammanettato rovina il finestrino della volante diretta in questura, va a processo per direttissima e nonostante i tanti ordini di espulsione e i moltissimi reati, tra questi anche lo spaccio, è stato sì condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione ma rimesso in libertà. Protagonista un 35enne della Sierra Leone, i fatti si erano svolti martedì mattina a Mestre nel parco albanese vicino agli uffici dell'anagrafe ai danni di una famiglia di cittadini iracheni. Ora veniamo allo spazio dedicato ai bambini, a Bimbi in TV, la rubrica che abbiamo dedicato ai passatempi, agli svaghi dei bimbi, soprattutto in questo periodo in cui non vanno a scuola e in quello in cui sono stati costretti proprio a rimanere chiusi in casa. Andiamo a vedere i bimbi di questa sera. E in chiusura allora vi ricordo come sempre di continuare a mandarci i vostri video per Bimbi in TV, dunque vi chiediamo di inviarci via WhatsApp al numero 351 17 55 340, non delle semplici foto ma dei brevi video possibilmente realizzati in orizzontale con lo smartphone, storie, giochi e passatempi dei nostri bambini che possono diventare davvero energia per tutti in questo momento della ripartenza. È tutto per questa edizione, il telegiornale di Venezia termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Prosegue una certa instabilità sul nostro territorio dove tra l'altro il maltempo ha già causato numerosi danni in questi giorni. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 11 giugno. Sul Veneto cielo via via più nuvoloso, sulla pianura e sui rilievi, specie al pomeriggio, piogge discontinue che si verificheranno a più riprese fino ad interessare più diffusamente il territorio. Generale miglioramento entro la notte. Temperature di nuovo in calo, minime fino a 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 24 gradi.
Condizioni di maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, un po' su tutta la regione. Attenzione a fenomeni localmente anche forti. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione. Anche qui infatti avremo piogge diffuse, ma anche in questo caso saranno in esaurimento entro la serata. Temperature minime sui 12 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.